Grazie a Veneto Agricoltura. Adesso cerchiamo un attimo, eccoci qua, di aprire questa presentazione. Sostanzialmente quello che vi presenterò è un insieme di novità, attenzioni e valutazioni applicative che riguardano l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia correlati con la nuova condizionalità della PAC e alcuni aspetti di applicazione che si rende opportuno evidenziare, sui quali abbiamo lavorato anche come amministrazione regionale. Dall'altra parte il mio intervento vi vorrà porre lo sguardo anche su alcune delle novità che verranno confermate all'interno del nuovo testo del PAN nazionale e che è utile avere presente per poter poi operare in maniera adeguata quando queste disposizioni diventeranno norma. Ecco. Sostanzialmente da dove partiamo? Partiamo da una valutazione complessiva di ordine ambientale che è recuperabile dai dati che l'ARPA monitora all'interno del contesto regionale, sia per le acque sotterranee che per le acque superficiali. Sulla prima rappresentazione cartografica, quella a sfondo bianco, avete sostanzialmente l'evidenza di una serie di punti di superamento delle concentrazioni di prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee che si sono evidenziati recentemente durante le operazioni di monitoraggio di ARPA. È una novità per quanto riguarda i monitoraggi sulle acque sotterranee, perché negli anni scorsi questi superamenti non avvenivano. E questo ci pone un'attenzione importante, perché noi sappiamo qual è l'utilità e la necessità di mantenere i nostri corpi idrici sotterranei al massimo della loro identità, proprio perché l'uso delle acque sotterranee è fondamentale anche dal punto di vista della utilità per la potabilità della popolazione e le acque che vengono utilizzate per i nostri usi quotidiani. Sull'altra cartografia ci sono le evidenze di punti di superamento che sono stati monitorati sui corpi idrici superficiali, quindi su fiumi, canali e comunque fossati di caratteristica e di portata significativa che sostanzialmente caratterizzano l'ambiente di alta pianura e di pianura del Veneto. Vedete anche qui che i pallini rossi e quindi le concentrazioni di superamento per il tema fitofarmaci sono svariate. Ecco. Questo è un tema importante perché, lo dirò alla fine, motiva la possibilità che siano anche introdotte, se sono evidenziati aggravamenti, delle restrizioni all'uso dei prodotti fitosanitari. Per cui è importante da parte di tutti essere consapevoli che l'uso del prodotto fitosanitario deve essere in primo luogo corretto e in secondo luogo sufficientemente a distanza dai corpi idrici superficiali, così come l'etichetta prescrive. Il tema della distanza è un tema che è entrato anche nella condizionalità rafforzata, cioè sulla nuova condizionalità che è entrata in vigore dal 2023. Perché ne parliamo? Perché sostanzialmente ha imposto una distanza di 5 metri da tutti i corsi d'acqua. Prima era solo per i fertilizzanti, adesso lo è anche per i prodotti fitosanitari. È una distanza di rispetto, il che significa che può essere coltivata quella parte di superficie agricola lì, ma che non può essere trattata. Nasce anche un tema,
il tema di capire che cosa sia dal punto di vista cartografico un corso d'acqua, perché in Veneto sono censiti oltre 33.000 chilometri di corsi d'acqua e quindi da parte nostra c'è stato lo sforzo di cercare di dare agli agricoltori un'individuazione di dove si collocano. Quello che risulta importante è anche segnalare che questa obbligatorietà di mantenersi alla distanza di 5 metri da corsi d'acqua sarà un'evidenza introdotta anche nel nuovo PAN. Che cosa significa? Che indipendentemente dal fatto che adesso stiamo parlando di condizionalità, per qualsiasi operatore che utilizza prodotti fitosanitari, questa distanza di rifetto diventerà un obbligo da tenere in considerazione per il corretto uso dei prodotti fitosanitari. Da dove la calcolo questa fascia di rispetto di 5 metri? La calcolo, lo vedete qui nella freccia del grafico, la calcolo da dove inizia il ciglio di sponda. E in tema di condizionalità, chi è che è esente da questo rispetto? Lo è esente solo chi, se questo è comunque possibile per quanto prescritto in etichetta, ne è esente chi coltiva, infrangia quel corso d'acqua delle colture permanenti inerbite con sistemi integrati o biologici, chi utilizza dispositivi che limitino la deriva oppure chi utilizzi fertiligazioni con microportata di erogazione. Cosa abbiamo fatto allora noi? Abbiamo cercato di collocare sul territorio regionale, dal punto di vista cartografico, questi corsi d'acqua per dare contezza ad ogni operatore di quale è il corpo idrico superficiale che nella propria azienda può essere sottoposto a questa norma. Quello che dobbiamo segnalare è che quello che noi abbiamo dato come indicazione è un'indicazione cartografica che non è complessiva di tutte le realtà, è quella che deriviamo dalle realtà cartografiche della regione del Veneto. Quindi sostanzialmente in questa cartografia abbiamo segnalato tutti i corsi d'acqua ovunque presenti nella regione del Veneto. Una seconda attività cartografica che abbiamo fatto è stata quella di identificare i corpi idrici, che sono soggetti a un'altra degli impegni di condizionalità, che è quella di introdurre delle fasce tampone anche inerbite lungo tutti i corpi idrici WISE. I corpi idrici WISE sono quei corpi idrici monitorati dai quali ARPA monitora sostanzialmente, controlla, identifica quelle quantità di supero dei prodotti fitosanitari che vi ho mostrato nella prima cartografia. Quanti sono questi corpi idrici in Veneto WISE? Sono una rete di oltre 7.000 chilometri, di quei 33.000 di cui parlavamo prima. Anche questi sono identificati nella cartografia perché l'agricoltore possa anche conoscere se in fregio a quel corpo idrico ha ottemperato disponendo quella fascia erbacea di 5 metri che la norma prescrive. All'interno del nostro portale abbiamo inserito una grafica interattiva in cui è possibile andare a vedere tutti i corpi idrici collocati sul territorio e li abbiamo segnalati in rosso e tutti i corsi d'acqua che sono soggetti alla normativa. Per quanto riguarda i corsi d'acqua li vedete segnalati con questa fascia verde che ha un buffer di 30 metri. Ciò non vuol dire che tutti quei 30 metri siano soggetti al vincolo.
è per meglio identificarvi quando vi collocate sulla vostra realtà aziendale dove cadono quei 30 metri rispetto alla condizione dei vostri appezzamenti che potete vedere nell'ortofoto che è sottintesa. Quello che noi diamo con il portale è un'indicazione perché? Perché spesso nel territorio il contesto può essersi modificato e possono essere identificati dei corpi idrici che in realtà non ci sono. Su questo la condizionalità è chiara perché dice che la discriminante è la verifica in campo. Quindi io nel mio registro devo attenzionare di rimanere a 5 metri dal trattamento nel caso di corsi d'acqua e di corpi idrici. È vero anche che se quel corso d'acqua e quel corpo idrico non c'è e ne ho l'evidenza, non ho l'obbligo di questo rispetto. Cosa succede quando entriamo in un contesto golenale? Devo sempre tenere conto che i 5 metri di rispetto scattano da dove c'è il ciglio di sponda e inizia l'alveo inciso. Abbiamo fatto questa rappresentazione anche in termini di rappresentazione grafica e lo potete vedere in una situazione di golena. L'alveo inciso non è tutta la fascia di golena e quindi se vedete la freccia nella foto che è messa all'interno di questa slide, sostanzialmente l'area di rispetto non è tutto quello che è sotteso dalla freccia rossa, ma l'area di rispetto a cui devo temperare è quello che è sotteso dalla freccia nera. Ancora, dentro la condizionalità vi segnalo che sono presenti tutti quei controlli che riguardano anche il rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta per i prodotti fitosanitari e tutte le operazioni di regolazione e taratura. Perché mi soffermo qui? Perché anche nel nuovo PAN ci sarà l'obbligo di segnalare su una apposita scheda che non è attualmente presente l'obbligo e la modalità con cui viene operata la taratura. Per questi aspetti di taratura vi ricordo anche che all'interno del sito dell'ambiente rurale della regione, dove noi inseriamo tutte le nostre attività, c'è uno specifico applicativo che è utile per calcolare proprio quali sono i volumi di irrorazione che sono utili per le operazioni di taratura, sia per le colture arboree che per le colture erbacee. Vi do anche un'altra indicazione, sappiamo che da tempo nel sito del Ministero della Salute è presente un documento di orientamento dal 2017 che c'è, che può servire agli operatori per giustificare nel caso di vicinanza ai corpi idrici le operazioni di antiaderiva che ha adottato. Questo ve lo segnalo perché è importante che voi valutiate sempre se queste operazioni di inserimento in misure antideriva sono previste dall'etichetta, perché se non sono previste non sono applicabili queste condizioni. Su questo noi abbiamo anche lavorato perché abbiamo discriminato a livello regionale tutte quelle che sono le attrezzature che possono determinare delle riduzioni della deriva. Su questo punto abbiamo anche operato all'interno dei certificati che vi vengono rilasciati dai centri prova, perché per ogni tipologia di attrezzatura antideriva andiamo a integrare il certificato che viene rilasciato con l'indicazione di come si quantifica quella operazione di deriva che lo strumento mette in atto. Quindi questo certificato è utile a voi per poter dimostrare le operazioni di antideriva che inserite poi all'interno del registro dei trattamenti e poter giustificare qual è la fascia di rispetto che avete mantenuto.
Ricordo sempre che le misure di mitigazione per ridurre gli impatti sui corpi idrici sono diverse. Ci sono sia misure di mitigazione vive, siepi, alberature, ma possono essere anche reti antigrandini, quindi realtà posizionate anche temporaneamente per evitare l'incidenza sul corpo idrico trattato, e comunque possono essere previste anche fasce di rispetto non trattate dalle etichette dei prodotti fitosanitari, sia con presenza di vegetazione ma anche senza la presenza di vegetazione. Quindi l'attenzione che vi segnalo è quella di controllare bene le etichette. Spesso nelle etichette possono essere prescritte delle strategie antideriva alternative, uso la fascia di rispetto vegetata piuttosto che inserisco misure che mi portano ugualmente ad avere quell'effetto, ma in altri casi posso avere l'indicazione di obblighi di applicare più di una condizione per arrivare alla possibilità di distribuire quel prodotto con le distanze di rispetto che la etichetta prescrive. Quando non mi trovo in una situazione di operare con attrezzature ben calibrate, ma mi trovo in situazioni dove ho la necessità di applicare manualmente i miei prodotti fitosanitari. Che cosa significa operare con un'attrezzatura a mano? Può significare avere gli stessi problemi di antideriva che ho con un'attrezzatura convenzionale. Questo è stato definito non da noi, ma da appositi studi che sono stati svolti dall'Istituto Julius Kühn in Germania, e sono quelle evidenze che vengono utilizzate dal Consiglio Tecnico Scientifico a livello nazionale per individuare poi le prescrizioni di etichetta. Sostanzialmente il messaggio che vogliamo riferirvi è questo: quando mi trovo in situazioni di utilizzo con pressioni elevate e con volumi elevati, anche l'applicazione manuale può non essere idonea in fregio a un corpo idrico o a un corso d'acqua. Dove è possibile è necessario utilizzare pressioni basse, massimo 4 bar, e volumi molto limitati, che sono corrispondenti a circa il volume di 300 litri per 10.000 metri quadri di parete fogliare. Un suggerimento che vi diamo è quello di andare a vedere dentro il nostro sito tutte le attività che abbiamo in atto e che stanno dando come produzione una serie di documenti e schede informative che vi possono essere utili per applicare i concetti della deriva. Un'altra informazione è quella che nella proposta di aggiornamento del PAN ci sono tutta una serie di implicazioni che dovranno comunque essere attenzionate. Sono delle novità che ci portano ad alzare le antenne sull'uso dei prodotti fitosanitari, perché la prima è quella che nella registrazione dei trattamenti obbligheranno l'agricoltore a riportare anche le modalità e le misure che egli usa, combinandole, per arrivare alla definizione della mitigazione che l'etichetta prescrive. In più ci sono tutta una serie di limitazioni che riguardano l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei confronti di colture confinanti. Quindi tutta una serie di prescrizioni che vanno a mitigare quelli che sono i rapporti tra agricoltori che coltivano con regolamentazioni diverse. Potete pensare a un biologico che si trovi in fregio a un appezzamento condotto con colture convenzionali, e ci sono tutta una serie di limitazioni anche in questo senso. Ci sono limitazioni e regolazioni obbligatorie delle attrezzature, quindi maggiori informazioni contenute nelle schede di regolazione.
Il cannone è limitatissimo nell'uso, ma soprattutto per quello che stiamo ragionando adesso, quindi per la tutela dell'ambiente acquatico, sono prescritte indipendentemente dalla condizionalità e da quello che vi ho rappresentato all'inizio di questa trattazione. Ci sono tutta una serie di vincoli da rispettare nelle distanze da corpi idrici e corsi d'acqua che vanno implementati e rispettati come regola minima rispetto a quanto c'è scritto in etichetta. Fa sempre salvo quello che l'etichetta prescrive. Se l'etichetta prescrive 40 metri, sono i 40 metri quello che va rispettato. Ancora nel PAN viene ancora più rafforzato il criterio di definizione delle aree frequentate dalla popolazione, con fasce di rispetto diverse e anche un po' più ampie di quelle che noi attualmente abbiamo all'interno delle nostre disposizioni regionali, e vengono identificati anche i riempimenti delle irroratrici vicino al corpo idrico, perché sostanzialmente viene detto che l'irroratrice può solamente attingere con dispositivi che evitano in ogni caso la contaminazione del corpo idrico superficiale. Per finire, una informazione utile è questa. Qualcuno ritiene che i prodotti fitosanitari sono stati un problema in condizionalità nell'anno 2023, perché sostanzialmente tutte le aziende, anche quelle piccoline, anche quelle sotto l'ettaro, si sono trovate a dover applicare le regole che sono previste da questi CGO di condizionalità. Quello che ho voluto segnalarvi qui è che sostanzialmente, indipendentemente dalla condizionalità, quello che quest'anno è stato oggetto di controllo sulle aziende agricole per il tema delle distanze dai corpi idrici e dai corsi d'acqua, lo è per tutti gli agricoltori che utilizzano prodotti fitosanitari, nel momento in cui questa norma è anche una norma classificata dal punto di vista ambientale e controllata sia dalle ULSS competenti per territorio, ma anche da qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria che applichi i regolamenti di polizia rurale. La cosa importante che va segnalata è che, indipendentemente dal fatto che un agricoltore richieda i titoli della PAC e sia soggetto alla condizionalità rafforzata, piuttosto che abbia chiesto un ecoschema o una misura dell'OCM vitivinicola, in ogni caso queste regole saranno inserite negli aggiornamenti del PAN che è in corso di applicazione e di ultima definizione da parte dei ministeri. Per cui la cosa importante è capire dove sono le criticità di ogni azienda agricola e cercare di lavorare per essere pronti nel momento in cui queste regole verranno applicate. L'altra segnalazione che vi do è che la chiusura rispetto ai punti di supero che vi ho mostrato all'inizio è quella che altri enti, indipendentemente dalla regione, stanno lavorando sulle misure che a livello di distretto, a livello di bacino, potranno essere adottate per individuare dei metodi e dei criteri per ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari sui corpi idrici sotterranei e sui corpi idrici superficiali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che laddove ci sono evidenze di superi, che sono quelli che vi ho mostrato all'inizio, è plausibile che possano essere individuate delle, si chiamano zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari, e queste zone vulnerabili qui possano essere ricondotte a dover avere delle prescrizioni ulteriori sull'uso di particolari principi attivi. È un punto sul quale non vogliamo arrivare,
non vogliamo arrivare perché queste limitazioni possono essere non solo temporanee, ma possono essere anche delle limitazioni assolute, e perché abbiamo la contezza che i principi attivi utilizzabili per combattere le malattie delle colture, soprattutto le colture permanenti, sono molto pochi e si stanno riducendo. Ecco, quindi lo sforzo di ciascuno deve essere quello di fare il possibile per fare in modo che non ci siano impatti della propria attività su corpi idrici superficiali e sotterranei. Grazie.